Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive di domenica. Oggi domenica 6 febbraio, vediamo un po' di rispondere alle amicizie. Mi raccomando, adesso do le solite raccomandazioni. Prima, se siete amici di Facebook e volete fare una domanda, iscrivetevi e date la consenso a StreamYard. Quindi prima di fare una domandina, la domanda deve essere chiara, ben scritta, con tutti i particolari. Se avete un'amicizia, dovete dire se è sposata, non è sposata, se ha figli o non ha figli, insomma tutto quello che può essere di aiuto per una risposta soddisfacente, perché visto che è una risposta anche gratuita, intanto vedo già degli amici, il nostro Pierluca che ci segue sempre con piacere, e la nostra Rossella, grazie di aver salutato, molto gentili. Più vi ricordo anche che il Diagramma Magnetico Veneziano hanno due gruppi belli su Face, i casti sacerdotali e radionica, radiostesia, teologia ed ermetismo. Quindi se volete potete iscrivervi anche lì, è gratuito. In più il Marietto ormai è risaputo, con il The Guard dal 2015 hanno fondato un sito del capitano, dove si possono scaricare tantissimi circuiti, ma anche ebook fatti a Marietto con tante istruzioni, in cui parla di radionica, radiostesia, circuiti radionici e quadranti radiostesici gratuiti. Ne hanno già scaricati più o meno 175.000. Quindi è già insomma, qualcosa di importante. Nella sezione poi abbiamo anche una sezione shop, dove ci sono prodotti di pregio di alta qualità, tipo questo talismano magico dal costo di 150 euro più 10 euro di spedizioni, e in più eventualmente per, non so, aiuti agli studi, a salute, benessere, abbiamo più di 52 sigilli. Un sigillo, per poterlo fare, per darvi un'idea, ci sono come minimo dalle 3 alle 6 ore di costruzione, consacrazione, battesimo e quant'altro. Non è un sigillo di quelli copia e incolla da socio da New Age, è un lavoro di alta alchimia magica, di operazione magica. In più abbiamo, per altre persone che vogliono ad esempio rinforzare, non so, il benessere, la salute, l'abbondanza e tutto quello che gira intorno alla prosperità di una persona, abbiamo anche dei riti operativi e lì dovete chiedere un consulto per valutare come si opera. Vi ricordo sempre che un lavoro operativo di alta magia dura come minimo 9 mesi. Ecco, ricordo agli amici di Face che devono iscriversi a StreamYard, perché se no le domande non sono ricevibili. Tipo questa qua non è una domanda ricevibile. Bene, andiamo avanti. Vi ricordo pure, come al solito, che noi al martedì facciamo le pulizie per quelli che si sono vaccinati, perché sapete che ormai i vaccini per alcune persone hanno portato qualche problema, e il Marietto e il Decarta, per chi ha dato fiducia a noi, facciamo queste operazioni. In più al venerdì sera ci sono le pulizie radioniche generali per chi chiaramente ha dato a noi questo compito. Lunedì e venerdì alle 21:15 abbiamo la nostra Hildegarda, come sapete, mercoledì io e lei insieme. E ogni mattina invece il vostro Marietto Veneziano è qui con voi. Vi ricordo, la domanda deve essere piena di particolari, ricca di particolari, non deve essere una domanda campata in aria, ma una domanda, perché sennò io ve le chiedo, se non ci siete passiamo oltre. Bene, iniziamo con la prima domanda. Poi un'altra cosa, chi ha già fatto una domanda entro 2 mesi chiaramente deve lasciare spazio a chi non le ha fatte. Dovete ricordarvi questo: chi ha già fatto una domanda, per cortesia deve lasciare spazio a gente che non le ha fatte ancora, perché così democraticamente. E vi ricordo anche che lavoriamo su una piattaforma, quindi saremo su 2 canali YouTube, il Diagramma Marietto Veneziano, che sono 2 canali diversi, e sul nostro gruppo social radionica, radiostesia, teologia ed ermetismo. Bene, iniziamo con la prima domandina. Vediamo un po' la prima domandina e vedo che c'è Dionisio. Vediamo cosa chiede. Giorno Marietto, Enrica del
aspetta, dell'81 e Giacomo del 72. Ieri abbiamo litigato, voglio sapere a che punto è questa storia. Allora, Enrica, allora la storia devi raccontarla meglio, nel senso che, voi eravate assieme, se ho capito bene, non avete figli e siete single, giusto? Se puoi devi dare delle, come si dice, perché così sembra che è un tipo che passa per strada, avete avuto una storia e non si sa chi è. Allora, se puoi descrivere meglio se siete single tutte e 2, siete insieme, avete figli, insomma questa cosa qui. Se no, se non vedo che rispondi, chiaramente dovrò passare alla prossima domanda. Vediamo un po'. Sì, ha risposto la nostra Enrica, sì. Avete figli? La risposta è se avete figli sì? Sì, giusto. Avete dei figli? Enrica, cioè Enrica, io non posso strapparti le domande. O la fai bene la domanda o vai da un'altra parte in un altro gruppo a fare, in un altro social a fare domande. Devi scriverla bene. Allora, sì, avete figli? Mi devi scrivere sì, ho figli, no, non abbiamo figli e quant'altro, perché se no le sibille quando le gancio, se vedo una donna con dei figli, no, non avete figli. Bene. Quindi questo signore era il tuo ragazzo, giusto? È il tuo fidanzato ufficiale, eh? Bene. Allora, vediamo com'è se 'sta storia è finita. Rispondo già che c'è un'amicizia di Facebook, l'importante è cari amici che vi iscrivete a StreamYard, perché se no non si vede bene cosa. Ecco, brava. Vedi Enrica che sai scrivere anche te? Non avete figli, bene, perché se no è già capitato più di una volta che, le persone scrivono delle domandine così, tanto al toc e poi salta fuori che, c'è una donna con dei figli, non si capisce se è la vicina al piano di sotto che porta sul caffè o se magari è l'amante o se magari è la moglie, capite? Cioè la domanda deve essere fatta con la testa e precisa, perché se no le risposte non vengono attendibili, quindi non vedete bene la storia, l'evoluzione. Bene, allora non hanno figli e hanno avuto una storia. Bene, questo vale anche per i prossimi, perché noi continuiamo a dirlo. Vediamo un po' se questa Enrica del 81 e Giacomo del 72 hanno litigato, vogliono sapere se a questo punto la storia è finita o va avanti. Allora sì, va avanti, no, hanno litigato. È stata una bella litigatona Enrica, eh? Enrica ieri è stata una bella litigatona. Ma sembra che la storia vada avanti, però intanto c'è una domanda di Face, questa. Allora, cara amica di Face, ho già ripetuto tante volte, magari sei nuova per questo, sei una delle più poche volte che vedi, devi iscriverti a StreamYard perché finché io non vedo il nome sopra, no, non rispondiamo a queste qui. Quindi ti iscrivi sopra StreamYard e poi rispondiamo. E intanto andiamo avanti con la nostra Enrica. Facciamo la stesa. Vediamo un po' se Enrica e Giacomo, come va la storia? Non hanno figli, e va. Beh, il taglio, effettivamente vedi Enrica, qui la situazione non è facile, non è facile. Perché? Perché vedo che avete, comunicato, però c'è qualcosa che blocca. Che blocca, che blocca, che blocca. Vedi, la comunicazione, un tentativo di comunicare, di cercare di alleggerire la cosa, ma il taglio ci dice che ci sono dei blocchi importanti. Vediamo un po'. Eh, Enrica, 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 Enrica.
Allora, vediamo nel passato che tu Enrica sei una donna forte, coraggiosa, hai già vinto molte battaglie, però effettivamente la litigata non è una litigata c'era già nell'aria qualcosa, per attimi di gelosia, attimi di nervosismo, qualcuno che magari diceva tutto e contrario di tutto, eh. Quindi capisci che, la situazione già nel passato era un pochettino traballante, magari non la si vedeva, ma era traballante. Lui ha sempre cercato di ricucire a modo suo, o anche tu, perché chiaramente non ti conosco, ho dovuto strapparti con la pinzetta alcune informazioni, no, però la situazione sembra che nel passato ci sono stati degli attimi, importanti di fra gelosia, attimi di detto tutto contrario di tutto. Lui vedo che cerca di ricucire molto probabilmente, Enrica, però, questa litigata vedo che lui sta pensando a te, però, vedi, entra in scena anche una sua ex. Qua vedo entrare in scena una sua ex e non so se lui in questo momento nella linea del presente, vedi, lui pensa a te, però nello stesso tempo sembra che pensi anche a una sua ex, no, e vedo che anzi è molto lanciato con questa sua ex, la vedo molto veri cioè vedi, tu chiaramente, scrivi verissimo, no, però vedo che sta pensando alla sua ex in segreto, quindi molto probabilmente, questa litigata non è venuta gratis, non è scesa dal cielo o così gratis. C'era un perché che era tenuto molto segreto, Lui pensa secondo me lui cerca, questi attimi di gelosia che sono nati, sono giustificati perché lui ha nel cuore e sta sviolinando ancora qualcuno del passato, ma in segreto. Magari tu te ne sei accorta, però vedo che era già iniziato da un po', perché questa ex che è arrivata, non è arrivata giù dal cielo gratis, è venuta giù ben, come si dice, ha fatto il suo passo ben corazzata. E in futuro vediamo un po' come va a finire. Allora, in futuro vedo che tu sei ancora innamorata di lui, vedo che c'è questo amore per questo personaggio qua, però c'è una donna giovane, vedi? Hai fatto bene a dire che non avete figli, perché se no si poteva interpretare come anche una figlia. E vedo che c'è una donna giovane che entra in pista, e tu sei amato, però devi stare molto attento. Devi stare molto attento perché questo questa tua amicizia, questa tua amicizia che, insomma questo Giacomo, no, vedo che, è un tipo un po' è un artista a grandi qualità, sicuramente ci sa fare, una bella dialettica, sa incantare i serpenti, però diciamo che, è un po' narciso, è un po' un tipo che gli piace salire sul trespolo dell'ego, e quindi è chiaro che la situazione ah, non vuole andare avanti bene, perché vedi c'è il pensiero, la carta durissima da morte e lui che ti spia. Quindi tu lo ami, no, tu sarai ancora innamorata nei prossimi mesi, molto. Lui però, gli piace più prendere che dare, avere magari un piede in 2 scarpe alcune volte e vedo che ti spierà. Penserà come anche spiarti, però mi sembra che la cosa sia piuttosto, duretta, anche perché vedi sembra entrare in scena una donna giovane e qui bisogna stare attenti. E questa linea qui ci fa capire che lì tu sei forte, l'abbiamo visto, ma lui è lanciato sì, ti spierà, ma c'è un ma, vedi, il finale, tu sei malinconica, ti vedrò, entro 1 anno molto malinconica, perché sarebbe potuto venire anche qualcosa di forte, e la speranze dicono che è l'ultimo a morire, però vedi, ti vedo piangere. Quindi, mi sembra quasi una situazione difficile, no, una situazione estremamente difficile, che si cerca di mettere dei cerotti, ma che alla fine lui tu sarai innamorata ancora per qualche mese, però vedi ti vedo piangere, ti vedo malinconica, vedi il finale apre con la malinconia, quasi un funerale di dispiacere. Tu speri, perché tu speri sempre in questo no,
non la vedo buona, non oso dire che sarà sicuramente un rapporto in discesa, sarà solamente, nei prossimi tempi un rapporto difficile in cui tu resti innamorato e lui cercherà in qualche modo di salvare il salvabile, però vedi anche tu alla fine sarai molto amareggiata, vedi? Ci son delle carte qui, poi non ne parliamo, sembra un funerale quest'unione, capisci? Quindi il mio consiglio è, mhmm, di non investire troppo a livello sentimentale per il semplice fatto che poi, avrai nel futuro dei grandi dispiaceri. Anzi, è un tipo anche che ti spiera. Bene, andiamo avanti con la prossima. Vediamo un po', se c'è qualche amico, vediamo un po', qualche domandina fatta bene, Allora, il Salvatore del '74, vediamo se c'è il nostro Salvatore del '74, Allora, Salvatore, se ci sei devi descrivere anche il lavoro, che tipo di lavoro è, e vediamo un po' anche la nostra Enrica che ringrazia, i ringraziamenti vanno sempre bene, eh. Bene, vediamo un po' il nostro Salvatore, che fa una domandina. Allora, 10, il nostro Salvatore: "Ciao Marietto, il lavoro non va proprio bene. Come mai? Cosa c'è che la gente non viene?" Salvatore 74, Allora, il nostro Salvatore ha una pesca sportiva, Beh, Salvatore, vediamo un po', questa pesca sportiva come sta andando. Sì, bene o male. Bisogna tenere in considerazione che stiamo vivendo un periodo, in Italia difficile, difficile per tutti, ci sono ristoranti che chiudono e via dicendo, quindi vediamo un po', sì bene o male. Vediamo un po' come andrà la storia. Per Salvatore 74. Ma Salvatore, tutto sommato è vero la gente non viene, però in futuro la situazione potrebbe cambiare, Salvatore ha, una pesca sportiva, quindi bene, ha una pesca sportiva il nostro Salvatore. Vediamo un po' come mai, cosa c'è che non va per il nostro Salvatore. Vediamo un po'. Orgoglio. Beh, Salvatore, ti sei dato da fare, Salvatore, ti sei dato da fare, comunicato con tante persone, hai cercato di trovare delle soluzioni anche, insomma, si vede che non sei con le mani in mano. Vediamo un po' il taglio. E vedo, qualche lacrimuccio c'è, ma ti dai da fare, sei un tipo che non ti arrendi. Si vede che c'è qualche blocco. E Salvatore, qui la situazione, allora, vediamo un po'. Nel passato ti sei dato molto da fare con l'aiuto anche di qualcuno, o hai fatto anche dei patti, dei contratti. Nel presente stai lavorando forte per questa attività, ti stai impegnando. Vedo qualcuno vicino a te, magari la moglie che piange, la compagna che piange, però vedo che c'è molta positività. Nel futuro vedo che, c'è qualcosa di segreto, tu che ami questo lavoro, ti piace, c'è anche, continuità, sarai anche aiutato forse anche da qualcuno, però ci sono dei blocchi. Sì, ci sono dei blocchi, tua moglie che piange, si vede qua che è triste, però vedo che c'è qualche riuscita nel futuro. Devi tenere duro, certo, certo che, nel futuro prossimo dovrebbe esserci delle strategie che ti portano un po' di benessere, e poi però vedo che la cosa è bloccata, vedi? Ma è bloccata, gli affari son bloccati perché sembra che ci sia qualcuna che vi abbia attaccato, vedi? Non so per quale motivo, ma cioè tu ci metti tutto, quello che si può mettere, no, e in fondo sembra che le cose nei prossimi tempi debbano, vedi, con delle strategie fedeltà, ma poi vedo che entra in scena o è entrato in scena, vedi,
gli affari incominciano ad andar male perché è entrata una donna, che vi ha attaccato, io non so per quale motivo, ma sembra quasi che ci sia qualcuno che effettivamente o è una situazione difficile economica. Però diciamo, che nel futuro prossimo ci dovrebbe essere un rialzo, vedi fedeltà, strategia, la casa, tu che aneli ancora a portare avanti questo lavoro e poi ci saranno dei blocchi importanti. Quindi diciamo che nei prossimi tempi molto probabilmente salterà fuori che qualcuna in un modo o in un altro, deve essere una donna, ha cercato di danneggiarvi. Mh. Bene, Allora aspettate un attimino che guardo una domanda, vediamo un po' le domande, Allora, vediamo un po' perché devo scegliere ancora una domanda. Allora, vediamo un po'. Questa è una bella domanda di Facebook. Ciao Marretto, vediamo un po'. Ciao Marretto, non so se si vede la mia domanda. Sì, adesso si vede Heidi. Non avevo dato l'assenso. Sono Laura dell'80. Vorrei sapere se mi chiama prima la graduatoria invece di Bologna. Quindi se prendo servizio presso Salerno, grazie. Vedi tu come impostare la domanda. Allora, se ho capito bene, Laura dell'80, c'è una graduatoria a Salerno e a Bologna. Aspetta un po' che vediamo un po'. Allora, questa qui è una domanda, Olivia, che, in questo momento non so come impostarla col pendolino, Allora, la Heidi, se ho capito bene, la laurea, chiede se andrà a Bologna. Bologna sembra sì, ma con fatica. Adesso vediamo Salerno. Salerno mi sembra invece che la situazione sia un pochettino più complicata, Però neanche, Bologna sarà facilissimo, Ehm, Laura, non so, sembra più purtroppo devo devo dirti così, non faccio neanche le sibille perché è una domanda. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' la Daniela, che fa una domanda. La Zara, adesso qui devo valutare bene perché sono complesse queste domande, sono anche molto carine, però ci vuole il suo tempo, Vediamo un po'.
Quindi, per la risposta di prima è così. Bene, andiamo avanti. Questa risposta invece è questa domanda è aspettate un po' che la valutiamo bene. Buongiorno Marietto. Daniela del 73. Lavoro nel pubblico, ma è uscito un concorso nello stesso ente che mi interessa, per migliorare. Non si sanno ancora le date e vorrei sapere come va. Bene, vediamo un po' come va. Mh. Allora un po', vorrei sapere come va. La Daniela del 73. Vediamo sì bene, no male, Allora Daniela lavora nel pubblico, ha chiesto di fare un concorso, vuol vedere ma sembrerebbe che il concorso vada bene, però vediamo un po', la situazione con le sibille, mh. Ma vedi, il concorso porterà cioè tu vedi che ami questo avanzamento, Daniela, vedo che ami questo avanzamento, però vedo anche che ci sono delle problematiche importanti, Vedo che ci sono delle problematiche importantissime, Quindi ti vedo piangere e tu ami questo lavoro. Quindi è un grande punto di domanda, vediamo come andrà, come andrà. Eh, come andrà? Perché non sempre, La situazione è così, si vede che hai parlato con degli amici, con qualcuno e un'amica ti ha aiutato a cercare di fare questo contratto. Da lontano sembra che arrivino informazioni, molto positive. Il presente però come lo vedo? Lo vedo che, c'è qualcuno che di nascosto sta lavorando per, come si suol dire, portarti via questo sogno, questo progetto. Tu stai lavorando molto e ci vuole strategia, Quindi diciamo che adesso devi stare attento perché qualcuno a livello legale cercherà qualche appiglio per, in un certo senso, superarti. Nel futuro io vedo che ci sarà un ritorno, anche economico, riceverai però delle notizie che non ti faranno, certamente allegria, perché vedi è uscita questa carta qua, Vedo anche che c'è grande aspettativa, grande interesse da parte tua, vedi? Questo è vero, come dici te, ti porterà sicuramente un ritorno economico perché c'è il denaro, però vedo che la situazione, tramite un'amica e delle tue vedi la gran consolazione è la seconda carta più interessante e quindi sembra che avrai delle grandi aspettative, però mi sembra che poi alla fine cioè sembra quasi che lo raggiungi questo avanzamento, ma sarai un po' delusa. Forse c'è anche delle gelosie. Adesso io non conoscendo bene il tuo caso, sembra già che nel presente ci sia qualcuno che sta lavorando per andare a quel posto lì pure. Tu stai lavorando bene, ma anche tu non ti stai muovendo bene strategicamente, sembra che avrai un ritorno finanziario. Poi avrai dei messaggi che ti lasceranno un po' basiti e spererai che si muova qualcosa e vedo la fedeltà, quindi molto probabilmente avrai questo avanzamento, però i tuoi sogni in quel posto lì, no, saranno un pochettino, tagliati e non so se, quel posto lì nella graduatoria, insomma, vedi, sembra quasi che, non ce la fai, perché vedi che c'è la gelosia e la malinconia, perché ci sono altre persone che di nascosto, vedi, stanno lavorando e riceverai delle notizie che sembra quasi che, vedi, l'ammalato. Non penso che, alla fine se vai in quel posto lì, se ce la fai sarai contenta, vedi, avresti potuto far di più magari per quel posto, però sembra quasi che ce la fai, vista così perché non ho abbastanza informazioni per poter fare una stesa più dettagliata. Adesso
ci sono altre persone che si stanno muovendo in segreto con la legge. Nel futuro prossimo ci sarà un ritorno di qualcuno che ti darà dei consigli e molto probabilmente sembra quasi che tu debba restare quasi nel tuo posto di lavoro per un guadagno superiore, però vedo che poi, tu spererai ancora, riceverai delle brutte notizie, spererai ancora o sarai aiutata, perché questa è la carta di chi aiuta e cercherai un aiuto di qualcuno di importante. Un'amica ti darà un aiuto, però vedi, poi chiudi con gelosia e malinconia e sembra che la situazione, se vai in quel posto lì non sarai sicuramente contenta. Mh. Se invece non ci vai, c'è la possibilità che queste 2 carte qua stiano a indicare che quasi un ritorno al posto dove sei alla fine sia più vantaggiosa. Quindi le sibille mi stanno indicando che ci saranno varie problematiche a raggiungere quel posto e quando lo raggiungerai sembra quasi che non sarai soddisfatta e ci sia una perdita, vedi? Perché la gelosia è anche una perdita di guadagno. E avrai degli aiuti, molti aiuti, questo è chiaro, però non so se il santo vale la candela. Bene cari amici, io ho finito il mio tempo, vi ringrazio di essere stati qui con me. Se volete un consulto, vedete il nome sotto a passare in sovrapposizione, il numero di telefono, scusate, sono 20 €, 45 minuti. Grazie e ci sentiamo domani.